Eccolo immortalato e immortalarsi con Papa Francesco. Sua Santità, posso fare una foto con lei? Grazie. Quindi con la sempre conturbante e avvenente Pamela Anderson. Lui è il 35enne veneziano Riccardo Scalise, per tutti Mr. Selfie, il cacciatore di autoscatti, più di 5.000 al suo attivo. Con il Dalai Lama, Quentin Tarantino, Ozzy Osbourne, Ron Howard, Isabella Rossellini, Al Pacino, Dario Fo, Lady Gaga e quindi Miss, capi di Stato e campioni sportivi. Collezione di immagini che ora sbarcheranno niente meno che al Museum of Selfies a Los Angeles, in una parete a lui dedicata. Il primo museo al mondo a Hollywood sulla Walk of Fame. E io me la sono un po' tirata, no, ho detto di sì subito. Senti, com'è cambiata la tua vita da quando sei diventato famoso a tua volta? Nulla, mi chiedono, tante volte mi fermano per la strada, mi chiedono possiamo farci un selfie? Da Hollywood a Mestre chiama Hollywood. Nel 2013 alla Torre Civica c'è stata una mostra a te dedicata con i tuoi scatti. Cosa è successo lì? Nulla, è successo che praticamente, come si fa in tutte le mostre, si mette un libro con la possibilità di chi entra, fa la dedica, fa la firma, lascia un segno. Neanche a dirlo, una signora ha scritto una frase che mi è rimasta impresso, ha scritto Ricky goes to Hollywood. E quindi il sogno, cioè, Era una maga. Era una maga, esatto, ha predetto quello che sarebbe successo. O una fata, a seconda, esatto. E con gli scatti video in contemporanea, visto che alla macchina fotografica associa la sua immancabile GoPro, come con la showgirl e attrice Justine Matera, dedicargli niente meno la famosa Happy Birthday stile Marilyn Monroe con il presidente John Kennedy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Riccardo. Happy birthday to you. Bene! Augurandogli il meglio, in compagnia di Mr. Selfie, la tentazione è davvero troppo grande, inutile resisterle. Siamo pronti? Non so se è venuta bene. Io ho guardato in camera. È venuta mossa, è venuta.